Frusinate. Sentiamo quali le novità di questa edizione 2013. Nell'era della tecnologia, dove il computer è diventato un elemento fondamentale nell'ambito lavorativo, domestico, scolastico e di interazione sociale, è importante che i ragazzi conoscano i principali programmi informatici e la rete internet. Ed è proprio questo l'obiettivo del concorso World Excel Championship, la sfida informatica che da 8 anni appassiona gli studenti della Regione Lazio. L'evento è organizzato dalla Banca Popolare del Frusinate. In un mondo così globale, oggi in un mondo così economicamente distrutto in Italia, sono pronti e ne vedo molti di giovani che ad alzare i tacchi e andarsene all'estero per cercare di far esprimere le loro potenzialità. Quindi l'informatica li mette subito in condizione di dialogare con altri mondi, con altre situazioni. Al concorso parteciperanno gli studenti provenienti da 24 istituti superiori della Regione Lazio. Quest'anno è stata coinvolta anche l'Università degli Studi di Cassino. Ma come sarà strutturata la prova? La Championship di informatica è una gara a squadre, quindi ogni componente della squadra avrà un compito da svolgere. Quindi ci sarà chi lavorerà per hardware, software, quindi la conoscenza di hardware e di software, chi lavorerà per la conoscenza degli applicativi di uso comune, chi invece per quanto riguarda le reti, internet e la posta elettronica. La sfida finale, prevista per il 18 di aprile, si terrà nell'aeroporto Moscardini, un modo per far conoscere ai ragazzi la vita militare. Ci dà anche la possibilità di far conoscere il nostro mondo ai ragazzi che, oltre a vedere la parte prettamente legata alla gara, hanno la possibilità di visitare l'aeroporto. Quali i premi per gli studenti più bravi? Microsoft mette a disposizione dei computer e noi mettiamo a disposizione delle borse di studio e i comuni che anche loro contribuiscono per una borsa di studio. Le finali della nona edizione del World Excel Championship di informatica per gli alunni delle scuole medie superiori dell'intera regione Lazio. All'ottava edizione, la banca e i giovani, il progetto promosso dalla Banca Popolare del Frusinate, World Excel Game, un appuntamento che ha attirato l'attenzione di numerosi studenti provenienti dall'intera regione Lazio. Il caso che cercheranno appunto di portare gli studenti anche dopo l'università, perché ci sono diversi livelli di certificazione, ovviamente. Ci sono livelli molto più specialistici per gli ingegneri che confermano appunto le proprie competenze. Quindi l'obiettivo è quello di arrivare da qua a 5 anni a coprire questo gap, dando la possibilità a studenti delle scuole superiori ma anche delle università di certificare le loro competenze e avvicinarsi il più possibile a quel mondo del lavoro che oggi offre ancora molti posti di lavoro che sono mancati. Io mi fermo qua, però noi siamo molto onorati di essere sponsor di manifestazioni di questo tipo, proprio perché avvicinano i ragazzi, più che avvicinano, permettono ai ragazzi di approfondire le conoscenze informatiche che loro già hanno. Perché l'informatica, come abbiamo detto fino adesso, già dalle elementari viene utilizzata dai ragazzi, a scuola ma soprattutto a casa. È il loro mezzo di comunicazione. Loro difficilmente ormai parlano al telefono, anche se hanno il telefono cellulare, parlano attraverso Skype, delle applicazioni che permettono di effettuare telefonate o comunque chiamate no cost o low cost sicuramente. Quindi queste manifestazioni permettono appunto di approfondire tutto ciò che c'è dietro quello che loro già conoscono e utilizzano tutti i giorni. Grazie per l'intervento e per la possibilità di essere data. Grazie, e rafforza ancora il principio per cui la banca ha intrapreso questo percorso, e vedo che anno per anno sempre a favore dei ragazzi noi diamo delle opportunità. I ragazzi dal contatto che ho, le volte che ovviamente sto con loro, questo lo recepiscono. Noi siamo un mezzo per aiutarli forse a conoscere meglio, perché conoscere la società e avere queste notizie che io non conoscevo ma sicuramente altri conoscono,
credo che sia un fatto importante e aiuta questi ragazzi ad averlo. Ultimo e non ultimo è l'altro privato che ci coadiuva, è la Globo, il dottor Giannetti, che questo credo che sia il 4º anno che sta con noi. Partecipare a questo evento anche a nome del rettore. E io mi sono sentito personalmente con la dottoressa Carnico qualche mese fa, in realtà abbiamo aderito entusiasticamente a questa iniziativa. Non è un caso che tra l'altro sono state coinvolte le sedi di Frosinone e Sora. Fatto coinvolgere perché così c'è anche una presenza diretta da parte del corpo docente relativamente a questa iniziativa. Quindi la prego, anche mi scuso se non ho riferimenti né della scuola né personali, però ecco, prego ovviamente di farci conoscere un po' le vostre impressioni. Allora, noi mi presento, io sono la professoressa Tarantino, insegno nell'Istituto Tecnico Economico Vittorio Veneto di Latina, e la collega, la professoressa Di Giacomo. Diciamo, noi siamo venuti qui a rappresentare la nostra squadra che a sorpresa ci siamo trovati primi in classifica. Siamo veramente contenti, entusiasti sia a prescindere dal risultato, dal risultato proprio della partecipazione delle 3 squadre che hanno partecipato, perché la nostra scuola è stata quest'anno unita ad un'altra istituzione scolastica, quindi sono accorpata. E abbattiamo ogni campanilismo, poi siamo contenti che Latina sia prima, insomma, sì. Frosinone e Latina stanno sempre assolutamente sì. Sullo sport specialmente, invece noi siamo felici che una scuola di Latina possa primeggiare in questa attività. Infatti noi, la prima cosa volevo ringraziare sicuramente Giuliana Notar Nicola, in rappresentanza giustamente della Steluted, non so come, tutti voi che avete reso sicuramente possibile la partecipazione dei nostri ragazzi a questo evento. E volevo un attimo unirmi a quanto detto dal rettore dell'Università di Cassino, non ancora, vabbè, rappresentanza qui dell'università, ecco, perché volevo unirmi, noi condividiamo molto il discorso della certificazione, anche perché noi, tra l'altro, l'istituto che rappresentiamo è Test Center per le certificazioni CDL a Latina, e anche noi promuoviamo sempre nella nostra scuola, nei nostri ragazzi, il discorso proprio della certificazione, e lo proponiamo proprio nei confronti proprio parlando non solo del mondo del lavoro ma proprio dell'università, perché per esempio le CDL riconosce a questi ragazzi la possibilità di essere esonerati da alcuni esami di informatica all'università. Quindi assolutamente noi condividiamo questo aspetto, e sicuramente è una possibilità per gli alunni di ritrovare un po' lo spirito sano di competizione che spesso ultimamente sembra scemare, no? in questo mondo un po' a cazzotti. Sì, questo spigoloso che ovviamente c'è una... l'ho interrotta? No, ecco, infatti volevo dire, se la collega voleva dire qualcos'altro. Anche alla prova i ragazzi, perché vedono anche quali sono le loro competenze, certo, facendo una prova, e vengono anche riconosciute le competenze che acquisiscono negli anni di studio, insomma, è anche una soddisfazione per loro. Certo, se non c'è nessun altro istituto che vuole intervenire... Io sono con quello che hanno detto loro. Io sono il professor Martino, insegno informatica all'IRIS Reggio di Solalini. Penso che sono stato tra i primi, forse il primo, a partecipare a questa competizione già il primo anno. Ma scusi, in finale anche l'anno scorso? No, noi siamo stati in finale 2 anni fa. 2 anni fa. Non l'hanno mai vinto loro però. Allora mi ricordo di lei. Io ho avuto alunno che ha vinto 2 anni fa, che è andato a fare la finale, la semifinale, cioè la finale europea a Madrid, poi è andato in America, quindi ha vissuto un'esperienza. Campione europeo, Campione europeo, fantastica, ancora oggi mi sento con lui, e lui mi ringrazia sempre. Queste sono cose che restano. Per me è la soddisfazione quello che ho fatto io per lui, ma soprattutto
perché anche noi insegnanti combattiamo per mille problemi anche a scuola, quindi dobbiamo trovare il tempo, però con piacere lo troviamo soprattutto per i ragazzi. E quindi ho trovato questo evento, questa storia di questa competizione come una cosa bellissima, anche perché soprattutto molte volte viene sempre dal privato l'aiuto che dallo Stato, visto che ci sono le istituzioni scolastiche. E questo purtroppo lo devo dire. Per fortuna adesso vedo che anche l'istituzione scolastica come il Miuro partecipa, mi fa piacere. Perché di verità da sempre. Una cosa è partecipare, una cosa è poter noi avere dei soldi da dare a voi. No, è una cosa diversa. È il problema. Volevo arrivare proprio a questo, che non è che riferire a lei, ma riferire a quello che è, diciamo, i nostri governanti che purtroppo non investono nella scuola ultimamente, e sono anni che non investono. Su questo sono d'accordo però. E mi dispiace questo perché noi purtroppo a livello scolastico rispetto a altri paesi stiamo molto indietro. E la stessa cosa che ha detto il dottore, che in Italia sono anni che non ancora abbiamo capito, forse riusciamo a capire adesso che inglese e c'è la lingua e l'informatica sono due cose imprescindibili, nel senso che per il lavoro sono importantissime. Purtroppo all'estero l'hanno capito, infatti all'estero a livello informatico, a livello linguistico sta molto avanti. Quindi anche lo Stato deve investire, anche perché le certificazioni costano. Questi che prendono loro le pagano privati. Noi a scuola quando facciamo le certificazioni purtroppo loro le pagano, quindi vorrei che anche lo Stato una parte di questo, anche perché purtroppo sappiamo quali sono i problemi delle famiglie, che cacciare anche 50 euro oggi è molto difficile, quindi ecco, investire Assolutamente sì, è la principale cosa. È evidente il fatto che senza, diciamo, tra virgolette, dette a brutta così, cacciare con un soldo, diciamo che prendere io lo promuovo proprio così. Ma io lo farei anche, cioè, io vorrei che, lo dico qui perché è un mio sfogo, perché sono anni che dico così, investire sulle certificazioni, lo Stato deve investire sulle certificazioni, la certificazione nelle lingue, l'informatica, Aiuto da parte dello Stato. Perché già lo fa, Sì, ma aiutare anche i ragazzi, le famiglie a pagarsi la certificazione. Questo io dico. E quello è il problema, perché molte volte i ragazzi la vogliono prendere ma non hanno la disponibilità, molte volte noi a scuola li aiutiamo con i nostri fondi, cioè a chi veramente presenta delle difficoltà, e la stessa cosa quando pagano l'iscrizione, ci sono quelli che non hanno. Bene, potrebbe essere, adesso faccio intervenire perché riassumo un attimo, perché potrebbe essere anche un'idea questa di poter aiutare le famiglie a poter far fare la certificazione ai figli con dei piccoli finanziamenti con una convenzione tra virgolette con le scuole, in cui la famiglia che ha bisogno di 2000 euro, non lo so quant'è semplicemente, non lo so, noi siamo pronti a poter. Sono cifre molto più basse, però oramai anche quelle basse alle famiglie pesano. Siamo pronti a poterli aiutare. Perché poi ci sono dei ragazzi che veramente sono bravissimi e purtroppo non hanno la forza della. Quindi come Banca Popolare questa è una cosa che si può fare. Volevo aggiungere che noi comunque come Banca Popolare non facciamo solo questa attività con le scuole, ne facciamo tantissime, noi spendiamo parecchi soldini ogni anno, mettiamo a disposizione dei pullman gratis per le gite scolastiche, facciamo tantissime cose. E volevo rassicurare anche le professoresse di Latina che quello che faremo in provincia di Frosinone, siccome abbiamo anche idea, adesso parlo un po' di imprenditore, di aprire prossimamente uno sportello anche su Latina, speriamo di potervi stare più vicini anche a tutte le scuole di Latina. E quindi quando avverrà saremo ancora più vicini a voi. Noi ringraziamo prima, Grazie. nella speranza. Grazie. Concludo dicendo che comunque i ragazzi sono sempre, ogni anno, più entusiasti di fare questa competizione. Anche il fatto che quest'anno c'è il cambio di applicazione, cioè che ognuno si può scambiare, è stata una cosa bellissima, perché ero d'accordo con quando mi ha avvisato di questa cosa, perché proprio c'è uno scambio tra di loro di competenze, perché adesso scambiandoci l'applicativo, quello che l'ha fatto sa alcune cose, le spiega all'altro, cioè viceversa. E così si crea il gruppo, che oggi come oggi il gruppo di lavoro secondo me è fondamentale nel lavoro e in tutte le attività. Avere un gruppo che sa lavorare in un certo modo si raggiungono i risultati. Ok, grazie. Io lascio la parola al Presidente. No, io non devo dire niente, volevo solo entrare in movimento a questa cosa che possiamo anche intervenire con piccoli prestiti alle famiglie che effettivamente oggi sono in difficoltà anche con 500 euro, potergli dare dei piccoli prestiti anche
naturalmente ragionando su un fatto d'onore, cioè non è che gli interessi su queste piccole cifre alla banca, però possono essere come segnale, possono essere importanti questi discorsi. Assolutamente.